Siamo arrivati alla conclusione della celebrazione del genetriaco di Don Mansueto Viezzer. Come era stato anticipato sin dai primi incontri del comitato organizzatore di queste celebrazioni, che ho avuto il grande piacere di coordinare, concludiamo in bellezza, rendendo onore a Don Mansueto come genio musicale del nostro territorio. Il giorno 8 febbraio, quasi in corrispondenza del suo compleanno, che in realtà cade il giorno 5 febbraio, data che abbiamo celebrato l'anno scorso proprio per i 100 anni dalla nascita. L'8 di febbraio, vi dicevo, nella chiesa di Farra di Soligo, la piccola orchestra veneta del maestro Giancarlo Nadai terrà questo concerto di conclusione delle celebrazioni con la proposta di un inedito assoluto mondiale, di un'opera di Don Mansueto, un quartetto d'archi, che non era mai stato suonato e eseguito prima di ora. Quindi io confido che la partecipazione sarà attenta e solerte, esattamente come questa partecipazione di addetti ai lavori del mondo della musica, ma anche di semplici cittadini, ci ha sempre accompagnato nel corso dei numerosi concerti che in questo anno del centenario dalla nascita di Don Mansueto abbiamo organizzato. È il momento anche di qualche ringraziamento, prima di tutto al maestro Giancarlo Nadai e alla piccola orchestra veneta. Loro sono stati straordinari nella capacità e volontà di proporre un artista grande e complicato, perché la musica di Don Mansueto è profonda, è grandiosa, ma non è una musica semplice come accezione diretta, diciamo, da parte di un pubblico di non addetti ai lavori. La piccola orchestra veneta ha saputo offrire un format di questi concerti estremamente azzeccato, nel senso che ha saputo accompagnare la musica di Don Mansueto anche con altre proposte musicali, forse anche più accessibili al pubblico e più semplici da percepire, ottenendo un duplice effetto estremamente positivo. Il primo effetto è che Don Mansueto è stato inserito in una corrente di pensiero artistico e musicale e non è stato visto e riletto in maniera atomistica, in maniera singolare, diciamo. E questo è stato un effetto molto positivo. Abbiamo visto come anche il nostro territorio, che è partito dalla grande musica barocca di Vivaldi nei concerti per Don Mansueto, è evoluto fino alla musica quasi dodecafonica di Don Mansueto. In seconda battuta, questo format è stato molto gradito e ha facilitato la partecipazione di molti. E questo è il risultato che dà una particolare gioia a noi del comitato organizzatore, per i quali, devo dire, c'è stato un grande impegno generalizzato da parte di tutti al fine di ottenere dei risultati belli e nobili per quanto riguarda il ricordo di questo grande artista del territorio. La partecipazione è stata sempre enorme, è stata sempre sorprendente al di là di quello che ci si poteva attendere. Ci pare pertanto che con questo concerto abbiamo restituito memoria e grandezza per certi aspetti e conoscenza ai nostri concittadini di un grande artista e di un grande sacerdote. Però non vogliamo che il nome di Don Mansueto e l'arte di Don Mansueto finisca in una sorta di oblio, per cui, pur concludendo l'anno del genetriaco del centenario di Don Mansueto, abbiamo già ipotizzato 2 altri concerti che terranno viva la presenza di questo grande prete, di questo grande sacerdote nella cultura viva del nostro territorio. Un concerto che si terrà il 29 di marzo in occasione dell'Annunciazione, la devozione mariana di Don Mansueto era proverbiale, e un ulteriore concerto con una passio e ulteriori brani tratti dall'inedito, i 7 vizi capitali, questo è il nome del quartetto d'archi inedito, che si terrà in Settimana Santa. Concludiamo quindi in bellezza, con grande soddisfazione, ringraziando tutti coloro i quali hanno collaborato attivamente e fattivamente,
proponendo al comune di Farra di Soligo, all'Italia e al mondo questo straordinario, inedito quartetto d'archi, I 7 vizi capitali di Don Mansueto Viezza.